Rabista porta chi sogno ca fora, rabista porta chi non vi l'ora di stare con Dio, rabista porta pedruzza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con Dio. Notti di stigi e meno l'inciuri e io che fora aspetto amori già le mie braccia e voglio avere l'amore mio non può mai finire. Rabista porta chi sogno ca fora, rabista porta chi non vi l'ora di stare con Dio, rabista porta pedruzza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con Dio. Non vi l'ora di stare con Dio, rabista porta pedruzza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con Dio. Grazie, Buonasera! buonasera, benvenuti. Buonasera, benvenuti! Noi questa sera abbiamo chiamato questa serata Nsemmola perché è un piacere veramente essere Nsemmola a tutte pace, ma in modo particolare insieme a tutti questi artisti che ci hanno onorato stasera della loro presenza, per cui che dire, Grazie, grazie. grazie. Allora io direi, si può avere un po' più di volume in spia, grazie. Allora, io direi di chiamare subito il ti abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato, il co-conduttore Giacomo Matranga. Un grande applauso, grazie. Sei molto conosciuto, ho visto che... No, li ho portati tutti io da casa. Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, i due ragazzacci qua, no, mi hanno coinvolto a fare questa cosa, che poi in realtà i veri mattatori della serata sono loro e saranno loro. Noi vi facciamo un applauso noi a voi per essere qui. Allora, intanto io ho portato sul palco il terzo Calandra, perché questo in realtà è il terzo Calandra che poi loro ve lo presenteranno, perché insomma chi conosce loro conosce anche lui. Quindi, allora, io direi di... Sì, anche subito, fra l'altro, acceleriamo i tempi, direi di chiamare... Io di chiamare sul palco già i primi ospiti di questa sera, no? Partiamo dal maestro Gianni Renzi, dal maestro Davide Alfano. Cioè abbiamo il governo qua, Renzi, Alfano. No, Maurizio, non facciamo politica in questo periodo. Ok. Assolutamente. Manca solo il Presidente del Consiglio e ci siamo. Che poi quello sarà Cangelosi, quello più tardi. Più tardi lui Okay, ormai. poi ho visto anche un basista, Giuseppe Filippi, che Dov'è prego Giuseppe? di salire anche lui sul Venga palco. maestro, venga sul palco, maestro Filippi, venga pure. Allora, loro sono alcuni dei musicisti che hanno collaborato in questo progetto. Devo dire, anzi, devo fare una menzione speciale a loro, e loro sanno perché. Ci hanno preso in simpatia senza neanche conoscerci, hanno sposato e abbracciato questo progetto, hanno avuto sempre un occhio di riguardo in più per noi senza che li conoscessimo, quindi ne siamo eternamente grati. Ok, adesso lasciamo il palco.
il violino, prende il violino e sentirete qualcosa che ci farà a sorpresa appunto il maestro Gianni Renzi. A dopo. Signori, Giancarlo Renzi. Diciamo che questa sera qui sul palco ci sarà una kermesse di personaggi non indifferenti. Forte l'applauso per Calandra e Calandra. E allora, sicuramente un brano che vi aspettate, ci sembra giusto farlo, ma chiediamo anche il vostro aiuto. Perché noi stasera siamo tutti in Semmola. Siamo in Semmola. Lo facciamo live acustico in modo tradizionale. E vogliamo la vostra collaborazione. Abbiano sciccaretto, ma tanto saporito, a mia me l'ammazzaro, povero scecco mio. Chi bella voce via, pariano grandi nori, sciccaretto di lume cori, come io dai ascoltare. E qua
quando cantava faccia. No. È vero, perciò. Io capisco che fa caldo, capisco tutto, però manca l'enfasi. Anzi, se apriamo e chiudiamo la bocca, No. c'è una ventilazione particolare. Ragazzi, Riproviamoci, noi dai. siamo un po' fuori Alcamo stasera, ma dobbiamo fare sentire la nostra voce. Gli La voce di alcamesi, Alcamo, scusate. Allora, riproviamo. la vera voce di Alcamo siete qua. Quando cantava faccia. Diciamo che si va con zanno a insalata, no? Ma possiamo fare ancora meglio, ne sono convinto. Di nuovo. E quando cantava faccia. Ok, allora facciamo un'altra cosa. Dividiamolo per quelli di... Chi se so aspetta? Volevo fare... Quelli di destra che poi sono alla mia sinistra contro quelli di sinistra che che poi sono alla mia destra. Va bene. Allora, prima quali? Facciamo la parte tua. Quelli di destra. Ragazzi, mi raccomando qui, perciò. E quando cantava faccia. Spampinano le ciure. Sì, vabbè, ma guarda il mio lato ora. La mia latata. Io italiano non mi parano cose. Ragazzi, usciamo fuori la voce, dai. Non mi facete fare malafiora perché mio fratello poi dice che vince sempre io, perché... no. Vai. E quando cantava faccia. Bravi. Mi dispiace Maurizio. No, io voglio la rivincita, Come vuoi la rivincita? Voglio la rivincita. Facciamo così. Allora, tutte le mascole e tutte le femmine. E la rivincita come te la pigli? Tu che te fai? Io mi sceglio, facciamo finta che siamo matrimonio, mi sceglio chi della parte, quel che spende chi sta soldi. A parte lo zito in certi paesi, a parte la zita in certi Ad paesi. Alcamo? Forse la parte dello zito. Allora mi piglio a parte la zita. Allora voi rappresentate la zita, tutte le donne, ok? Tutte le donne. Via! E quando cantava faccia. Secondo me vinco io, Pino. Calma. Allora uomini, stasera andiamo a chiacchierare Ma un po'. tutti insieme, tutti gli uomini insieme. Tutti gli uomini insieme, ma perché... Non ce la possono fare mai, Ma che dice? Da lì. Ragazzi, usciamo fuori i polmoni. Vediamo. E quando cantava faccia. Effettivamente fuori più bravo. Maurizio, ma lo sai perché? Perché? Perché sono più sciecchi. Grande, veramente, è stato un piacere fare le cose insieme. Sì. Allora, Giacomo, abbiamo scoperto i Calandra e Calandra animatori. Rianimatori. Allora, adesso è il momento di farci davvero 4 risate, no? Perché qui era lì in mezzo al pubblico, ma è Squagliaggia, no, perché lui è troppo magro, quindi col calore poi lui va Diciamo via, che no? non è neanche dietro le quinte, visto le sue dimensioni, io direi che è dietro le seconde, no? Ma manco. Dietro la prima. Dietro la prima lui. Lo presentiamo tutti insieme? Signori e signori, Giovanni Cangelosi. Dov'è? Io non lo vedo. Ragazzi, fatemi il favore di aprire il microfono, per favore. Se no, che già non si vede, poi manco si sente, ragazzi. Allora. Buonasera a tutti, dai, applauso per lui, guardate, 2 fotomodelli sul palco. Allora ci teniamo a dire una cosa subito, Giovanni praticamente arriva a Antura di New York, quindi solitamente era fuso, ora in più è il fuso orario, quindi comprendetelo, ma ringraziamolo perché, ripeto, non ha ancora assorbito... No, però adesso uno sembra che magari uno ci ride sopra e dice appena tornato dalla tournée a New York. No, è vero, No, è vero, è appena tornato da New York perché Ancora lui... non ha assorbito il jet lag, No, lui non ce la fa. non ce l'ha fatta, No. quindi ci sei? Allora Ah, ci sono. abbiamo ci dato sono voce. la voce, scusate, avevo un po' di raucedine prima e la voce non usciva fuori. Ok. Ma ora parlo pure. Ok, allora facciamo di nuovo la presentazione a 3 secondi, dai. Vai. Tu dici fotomodello Bonazzo sul palco. Ok, allora, signore e signori, il più bello, il più bravo, appena tornato da una tournée importantissima negli States, lui che è uno dei fotomodelli più quotati È più Bonazzo. e più bonazzi ci d'Italia, tiene. signore e signori, Giovanni Cangelosi! Thank you very much. Buonasera
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ah, mamma mia, che bella gente. Italia 1. Mamma mia. Ah, sono contento di essere qui oggi. Allora, devo dire questo, complimenti sempre ai miei due amici Calandra e Calandra e anche al grandissimo fotomodello, presentatore, showman, fa tutto lui, Giacomo, bravo, bravo. Allora, poco fa le ragazze che ci sono dietro mi hanno fatto un bel complimento. Dice, sei Giovanni Cangialosi? Ho detto sì. Hai fatto il 7 e l'8? Disse sì. Dal vivo pare molto. Disse grazie, è bello quando ti fanno i complimenti, così, è bellissimo. Io sono così magro che 3 settimane fa ero in via Regione Siciliana, passa uno con il carro funebre, mi guarda e mi fa, oh, a Chiana. Dice, ma perché? Ma fare un autoviaggio a Chiana. Io sono sempre stato magro, ho fatto un'adozione a distanza, ho adottato un bambino dell'Africa, ho mandato i soldi, i regali, dopo 5 mesi il bambino voleva conoscere papà, che problemi ci sono? Ho mandato la mia fotografia fatta in costume a Mondello, ora è un piccino che manna i piccoli amici, papà mangia, non hai bisogno, mangia. Disgraziato che è. Io sono stato sempre secco. Un po' di tempo fa ero in discoteca, una ragazza secca, birra in mano, mi viene a 2 metri, si avvicina e fa, se ti cado addosso che cosa facciamo? Cioè, scopa, potremmo fare scopa. Io non trovo mai gli abiti della mia misura, non li trovo mai. Finalmente al centro commerciale Forum, ci sono andato, ho provato tutti questi vestiti e ho detto, signorina, devo dire la verità, questi abiti mi stanno perfetti. Ida Metalli fa, sì, ma qui siamo alla prenatal. Sono stato sempre magro, però guarda, io ve lo faccio vedere meglio, però oggi non voglio parlare del mio aspetto fisico, perché che io sono magro si vede. Oggi voglio dire un'altra cosa. Parliamo se la crisi esiste o non esiste. Secondo te la crisi c'è? La crisi c'è? Ma quale crisi è crisi? Se la passano bene tutti i giovani con i telefonini in mano, tutto il giorno farà così, sì. E mia nonna, ma chi c'è il provolazzo? Tutto il tempo. Ora i giovani fanno le foto e si insegnarono a fare foto, li mettono su Facebook, ora con WhatsApp, con Messenger, ora hanno il coso del selfie, il bastone lungo. Ce n'era uno fermo sugli scogli a sferracavallo, così fa, e mia nonna, ma quanto pesce ha pigliato? Cioè, se nonna, non si prendono i pesci, no, con questi si fanno le fotografie. Dice, è vero che c'è crisi, ma che fa, scherziamo? Nonna, chi sta è azzita? Mia nonna mi guarda e fa, che stai facendo? Dice, nonna, sto guardando un numero di telefono. Dice, ma io non ci vedo. Dice, vieni qua, fai così con le dita, allarghi, una cosa piccola diventa più grande. Dice, ma ci provavo con tuo nonno e non è successo niente. Ma come dobbiamo fare? Ma che... Allora, la crisi, grazie. Dimmi una cosa, io ti voglio fare una domanda. Tu fai uso di pillole? Mai? Per fortuna non hai bisogno. Di che colore è? La pillola? Siccome c'è crisi, bravo, blu. Applauso per lui che è sincero. Blu, bravo. Applauso, bravo, perché è vero che c'è crisi e ci sono qui alcune persone che la prendono perché c'è crisi di coppia, crisi di baci. Vi dico, non la prendete perché fa male. Un mio amico l'ha presa, ma non una, sì, è rimasto stecchito, morto. Il problema non fu suo, ma del becchino, un poteva chiudere a cascia. Però oggi non voglio parlare di questo, ma voglio parlare sempre dei giovani d'oggi che vanno in discoteca, sangue mio che sudduce, i picciotti arrivano e bevono whisky e coca, martini con ghiaccio, rum e pera. Dopo 20 minuti sono tutti ubriachi come le scimmie. Guardate come ballano in discoteca. Vai Gianni.
vivono, così vivono, whisky e coca. Mira che... Ok, ce n'era uno ubriaco fradicio e fa: levati davanti, è un specchio, cretino, è un specchio. Sei tu, cretino. Le donne sono più rinco degli uomini, ok? Con la musica ce n'era una bella bionda, Civo, disse ciao, e lei, ciao, scusa, mi dai il tuo numero di telefono? Perché mi vuoi telefonare? Cioè, se no, te fai la ricarica. Ma che discorso so? Alle 5 del mattino c'è sempre un scimunito della comitiva che dice: e ora dove andiamo? Ma coricate! Sui 5 ma coricate! Andiamo a Cornetti, disgraziato. Ho visto 2 fratelli ubriachi fuori la discoteca davanti a un palo della luce e uno fa: mamma apri, e l'altro: cretino, non c'è nudo, e l'altro: ma se c'è la luce addomata. Disgraziati. Ma noi giovani siamo così, che il giovane d'oggi arriva a casa anche alle 7 del mattino, uno pensa: ora si va a cuica? Non si corica, no, si collega su Facebook. Tutto ho mal di testa, e l'altro: prenditi un'aspirina. Mi sto facendo la doccia, e chi mi piace, ma che mi piace? Io ci ho scritto: mi finì l'acqua. Mia nonna ha 94 anni, iscritta su Facebook. Dice: nonna, che stai facendo? Dice: sto cercando i miei compagni di banco. Dice: non li cercare su Facebook, cercali al cimitero dei Rotoli. Ma me l'accettano l'amicizia. Ma come si fa? Non se ne sta capendo più niente. Cioè, dicono che c'è crisi. Queste sono le mutande di mia suocera. Originali, guardate, la crisi c'è, ma mia suocera, queste sono le mutande. Oggi c'è talmente crisi che le mutande sono così. Chi sono mutande su? Chi ci passa a fionda? Ma che così? Non se ne sta capendo più niente. Io con mia moglie che mi fa fare bile, no, non è mai contenta di niente. Non arriviamo a fine mese, andiamo al bar, si lamenta sempre. Fa: senta, barista, mi faccia un cappuccino. Ho detto: ecco, però voglio non caldo, un po' tiepido, colore beige. E deciditi, beige chiaro, beige scuro. Il barista si gira e fa: aspetta un minuto, signora, si sceglie il suo colore. Ma come facciamo? Non se ne può più. I tempi sono cambiati. Era meglio prima. Sono andato a Sferracavallo, un cameriere arrabbiato fa: allora prego venga, senta, io devo dire che c'è. Ho ordinato spaghetti ai frutti di mare, e allora mi sono arrivate 3 cozze chiuse e 4 vongole aperte senza il frutto. I frutti un ne so. Mi guarda e mi fa: che c'è crisi, niente, non ce n'è. Ma che significa? Ma perché se lei ordina la torta della nonna, io ci porto pure la nonna. Cioè, scusa, hai ragione tu. Dice: perché? Perché se ordino spaghetti alla puttanesca, tesoro un bene. Mi è scappato. Ma ora sono reduce dagli Stati Uniti, dopo aver fatto un po' di spettacoli, un po' di cose. Lì ci sono tante cose strane, ragazzi. Negli Stati Uniti ci sono tante di quelle cose, tipo, sono andato, giuro, al cimitero nostro qua nella zona, ci sono le foto dei defunti normali. Lì ci sono le foto con il touchscreen, cioè che tu fai così e ti scorre la vita del morto. E io pensavo, pensa appena muore una porno star, uno tale che c'è qua, l'americana su Ford. Però prima di chiudere dico che l'America è veramente bella, anche se gli americani sono strani, hanno i satelliti e li chiamano SIT,
hanno l'autobus a 3 piani e li chiamano bus. Arrivo in farmacia, dico, senta, mi dia un dentifricio. Chi si gira, mi dà un dentifricio di 4,8 kg. Dice, senta, questo è troppo grande, mi dia quello più piccolo. Dice, cano, a America abbiamo tutte cose grosse, tutte cose big, tutte cose grandi, hai bisogno di niente. Avevo bisogno di supposte, ma mi ha fatto un palingemmo. Grazie, thank you very much, thank you. Giovanni Cangelosi! Il insomma, questo me lo prendo, ragazzi. Questo di chi è? Dimmi la verità. Questo è di mia suocera, ragazzi. Ah, pure? Perché ora lei cambia, ora c'ha questa moda. Sì. Oh, mia suocera è una bella ragazza, se voi la volete conoscere, fra una settimana torna dalle vacanze, una settimana in Iraq. L'ho mandata là. L'hai mandata in Iraq? Sì, una settimana. Come mai? No, perché deve fare questa vacanza lì è più bello. Là c'è il sole, c'è il mare. Magari fa un'escursione con qualcuno, poi vediamo. Comunque, Allora, Giovanni Cangelosi, vieni qua, questo è il cadeau dei signori Calandra e Calandra, il CD che Fra anche tu l'altro potrai... Giovanni Cangelosi è il protagonista del videoclip Matrimonio. Matrimonio e quindi è un piacere. Grazie mille e tanti in bocca al lupo. Grazie A per voi la tua e a partecipazione. voi. Thank you very much, grazie ragazzi. Oh, mi dai troppo. Straordinario. Giovanni Cangelosi, che io conosco da troppo Da quando era tempo. magro. Lo conosco Ed ora? davvero da tanto tempo. cosa Sembra che c'è? c'è un momento particolare. Che della cosa serata. c'è adesso? Io non mi ricordo. No, adesso diamo un po' di colore a questo palco. perché ci mancherebbe, ci siamo un mancherebbe. po' seriosi, no? Quindi dobbiamo fare un po' di spazio perché abbiamo Scendiamo? i signori Scendiamo dal Calandra e palco. Sì, Calandra scendiamo e ce li guardiamo dall'altro lato. hanno avuto il piacere e la voglia di avere su questo palco la mia compagnia, quindi noi, o meglio io sempre con un po' la voce rotta dall'emozione, come diceva un tizio, sto facendo un po' di perché sennò qua poi loro cadono, quindi accogliamoli con un applauso, loro sono Otra Manera Dance Company. Sentite quel certo brivido, signore e signori? Preparatevi allo stupore, al terrore, all'eccitazione, al divertimento. Abbiamo per voi il meglio del meglio, il più colossale dei colossi, il più prodigioso di tutti i prodigi. Mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il Circus Marvelous! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to moving your nice and energetic, tick, tick, tick. Moving your nice broad face and your nice hip, hip, hip. Moving your nice and energetic. Big ship on the ocean that the big tight and moving a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Moving your nice and energetic. Big ship on the ocean that the big tight and whoa! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yes! Underground.
Otra Manera Dance Company. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il maestro Massimo Scalici. Io davanti al cuore ho fatto un passo indietro e ho lasciato Ora- il testimone a voi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Cioè, questa sera io penso, posso dirlo io, cioè, su questo palco, ma anche giù, cioè, proprio qui davanti, proprio in prima fila, da una parte e dall'altra parte, penso di avere le persone più importanti della mia vita. Ecco, hai proprio visto qua. proprio un Quindi parterre proprio- esagerato. Grazie. Sono io che sono emozionato. Che devo fare? Devo dire due parole? Le volete Ma dire voi? maestro, guarda, non so. Guarda, il palco è tuo, puoi dire quello che fai No, quello no, che vuoi. abbiamo tantissime cose da fare, quindi andiamo spediti. Io volevo soltanto ringraziare questi due personaggi perché, ragazzi, cioè, questi due fratelli hanno una forza di volontà, un talento ma così forte, così grande, che veramente io invidio tantissimo, perché tutto quello che voi vedete, c'è dal video alla scelta delle musiche, alle idee, viene da qui. Cioè, questi, ma quando dormite? Ma Mai, dormite? mai. Cioè, Sì, però dobbiamo dire una cosa, maestro, tu questo lo sai meglio di noi, però c'è sempre il tuo tocco in tutto No, quello no. che noi facciamo. No, perché vi descriviamo Massimo Scalici in due parole, musicalmente parlando. Serietà e anche buon gusto nella musica, nel miscelare brani, e quindi è lui il nostro arrangiatore dei brani, per cui sapete Beh. quanto ci vogliamo bene. Massimo Scalici. È un bel lavoro di squadra. Allora, io vengo dalla musica latina, quindi maestro, io vorrei approfittare di lei e della sua compagnia, perché lui non se l'aspettava, ma in realtà sì, lui è un figo eccezionale, cioè, questo l'abbiamo visto, ma è anche un grandissimo ballerino. Quindi io faccio una cosa che, se ci viene voglia, anche Otra Manera può cominciare. Sì, il problema è che Otra Manera, ecco, io speravo che erano già in camerino a cambiarsi, invece sono Invece tutti no, lì perché li ho fermi. fermati io. Ovvio. Allora, questo è quello che facciamo con l'Orchestra Latina, di cui anche Peppe Filippi appunto fa parte, perché è il bassista, quindi ve lo facciamo ascoltare. Non dico niente. Vediamo. Es la música. Señoras y señores, dice así: hombre, mujer, con la mano pa'l cielo, pa' que lo cante el mundo entero. Es la música. Allora, chi mi fa ballare il maestro Matranga? La moglie. Es la música. Dice tumbao. Cha 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 cha. Beh. Così che per un attimo possiamo fare anche una cosa particolare. Facciamo ballare anche Maurizio e Peppe. Lo sa. Ma ancora di più, se c'è qualcuno che ha voglia di venire a ballare, tanto venite qua. Sì? Sì, signor. Ci vogliamo provare? Ahora sí. Ya no me acuerdo la primera vez que he probado esta sensación y que de pronto yo sentí vibrar un gran calor que llena el corazón. Descubrir un mundo de colores que fue probar la gran felicidad. Siempre ella la que donde me acompaña, siempre nunca que me deja atrás. Si es la música que cuando quiero me lleva al cielo y me hace a volar. Lo que quiero es estar solo y en mi cama me adormecerá. Siento una fuerza grande cuanto el mundo se esté tocando el piano con sabor. Y si yo quiero como estar solo, solo hablando de mi corazón. Porque es la música que me da vida, que me fascina. Porque es la música que todo el cuerpo me domina. Y con mi música yo estoy llorando y con la gente que la está gozando. Tanto la música latina que te da felicidad. Óyela, a que lo baile lo goza. Señoras y señores, esta es la poderosa. Ella cambia
dado siempre mucha moda, vistiéndose de rock y pop, y ha sido siempre mucho refinada. Sayendo y en el son el punk, jazz más si te gusta lo que es latino, como la música que quiero más. Ahora aprende a toda la mujer que tiene su ritmo, cosa ya bailar. A gozar, vamos a meter. Sí, señor. Dale fuego. Así que dice el coro, porque es la música que me da vida y me fascina, porque es la música que todo el cuerpo me domina. Yo con mi música yo estoy llorando y con la gente que la está escuchando, con la música latina que te da felicidad. Señoras y señores, aquí está el maestro Renzi que me está mirando. Y también mi hermanito, vamos Alfano, que dice la que te hace cantar y te hace gozar, oh, la que te domina y tú vacilas. Arriba, bailalo, gózalo, tu música para bailarla mejor. Eso. Sí, señora. Otra manera Dance Company llegó, a que lo sepa, desde el Italia y para todo el mundo. Repítelo otra vez. La música que te hace gozar, ahora ritmo para vacilar. Mi música, la que te domina y tú vacilas. Mi música, la que tú quieres gozar. Y se acabó, como dice, vamos a poner. ¿Cómo? Sabroso. Ancora, complimenti ancora, grazie otra manera. E beh, grazie maestro Matranga. Forte, forte, forte l'applauso per un artista che ci invidia l'Europa intera, il signor Massimo Scalici. Grazie mille a tutti. Allora, a questo punto è la volta di avere sul palco Arianna Rimi e Giuseppe Barbera. Dove sono? Dove sono? Barbera, Arianna Rimi. Eccoli qua. Forte l'applauso anche per loro. E allora, Arianna, partiamo con un brano che fra l'altro hai cantato, è andato anche su Rai 1 se non sbaglio. Su Rai 3? Rai 3, sì, vabbè. per una trasmissione che c'è stata su E Alcamo. allora partiamo con te, con Nicuzza. Sotto la tua finestra ci si rimasti sciuri e dopo 5 mesi garofani sbucciarono su tutti bianchi e rossi come una tua facciuzza e da tu Vetta di l'arma mia, la notte che io non dormo e passo nottate fuori di casa mia. L'amore mio è grandi, più grandi di lumari, ti voglio maritare, non posso stare più.
Arianna Rimi. Grazie, grazie. Ed è una di quelle sere che noi stavamo facendo delle prove dentro la nostra saletta, è arrivata Arianna così, e noi stavamo un po' dicendo, giocando con un brano della Sì, perché Rosa Balestrini. a Vire Sembo Sciccareddo abbiamo deciso di cambiare animale. E lei si è innamorata di un brano che noi questa sera vogliamo proporre, appunto così. Facciamo sempre in versione folk acustica. Folk, appunto. È la serata nostra e siamo un po' Permetteteci stanchi. di, se possiamo dire, di cazzeggiare un po' con voi. Siamo stanchi ma vogliamo divertirci anche noi. Lo coniglio c'aveva lo busso e lo busso c'ha vita. E stanotte me lo sognai, mosso con mosso portato con voi. Ah, La cirasa che c'ha voluto fa, sta picciutetta per scince mi passa capo la cirasa va bambina. Lo coniglio ci aveva luciato e luciato ci avete voi. E stanotte me lo sognai, ciato cusciato coccato con voi. Ah, lo cotogno che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince mancogno capo lo cotogno va bambina. Lo coniglio c'aveva lo petto e lo petto c'avete voi. E stanotte me lo sognai, petto con petto porcato con voi. ah, La cirasa che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince ma passa capo la cirasa va bambina. Lo coniglio c'aveva la panza e la panza c'avete voi. E stanotte me lo sognai, panza buccato con voi. Ah, lo cotogno che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince mancogno capo lo cotogno va bambina. Lo coniglio c'aveva la coscia e la coscia c'avete voi. E stanotte me lo sognai, coscia con coscia portato con voi. Ah, la cirasa che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince ma passa capo la cirasa va bambina. Lo coniglio c'aveva... lo coniglio c'ave lo pelo. Lo pilo c'avete voi. E stanotte me lo sognai, pilo con pilo corcato con voi. Ah, lo cotogno che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince mancogno capo lo cotogno va bambina. Ah, lo cotogno che c'ha voluto fa, sta picciutetta ma scince mancogno capo lo cotogno va bambina. Grazie. Arianna Rimi, ne Grazie. sentirete parlare. Grazie. Grazie a tutti. Giuseppe Barbera. Ok, maestro, Grazie. adesso Allora adesso abbiamo, Illuminaci. guarda, questo vorrei farlo presentare a te, guarda, questo qui abbiamo. Eh adesso. sì, questa è una bellissima realtà alcamese che si chiama appunto il Coro delle Sentinelle, guidata appunto dalla maestra Giuseppina Lombardo, e vorremmo appunto averli qui sul palco. Ma loro sono tanti, Maurizio? Sì, sono eh? tanti, sì, sono tanti. E li accogliamo con un applauso. Quasi contenti, c'è parenti, qualcuno vi si diverti, meno felici, Sant'Antonio, che si sogno mangiare ma su matrimonio. Un fette buone, una rota, già spinne e spanni spesse una volta, già discussioni, murmuri e lamenti,
senza tuppu tappi, con tuppu tappi, come tappi tappi, tiri tuppi tappi, con tuppi tappi, radacche come tiri tuppi tappi, come tappi tappi, tutto segnato, con lo zionito, il donere segni, filare in dito, ora la chiesa, alla disciuta, lancio di riso, dico di mano, foto di rito, con tutti quanti, ci incidi un poco e tu mentre tira avanti. Chi finisci quanti pensieri, sciogli che soffiano, però con te, tu virissi dove stare ancora zitto. Camarere, mezzo stonato, pensavo vino, da lontanino, già un'arancina, nella cassata, questo mi vuole rovinare la giornata. La giornata è rovinata, lontanino sarà via, dici giusto, giusta mia, e mezzo gira già mia, Le mucchieri in Italia è la colpa d'una mia, e tu fa fotografia, dici mi che capurria, arriva l'usanistano e mi picchiera via mano. Bacio, 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 bacio. Senza tu contatti, senza tu contatti, culo tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe tappi, utuppo tappi, radacche tuppo tiri tuppi tappi, come tappi tappi. Senza tuppo tappi, con tuppo tappi, senza tuppo tappi, con tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppi tappi, con tuppo tappi, radacche tuppo tiri tuppi tappi, come tappi tappi, tutto deciso, non si contò, ora tutti alla casa vasino. A festa finio! Tutte a casa! Noi siamo pronti. Ok, intanto grazie per questa sorpresa. Devo dire che ci siamo emozionati tantissimo e ringraziamo anche la maestra Giuseppina e ovviamente tutto il coro. Giuseppina, questi sono per te, se ti avvicini da questa parte solo per la consegna dei fiori. Mi hanno raccontato poco fa dietro le quinte che 2 anni fa hanno fatto una serata in beneficenza e il signor Peppe Vella, che è testimone insomma della prossima apertura di un centro, adesso tu ci spiegherai meglio di cosa si occuperà, eccetera eccetera, e i fratelli Calandra avevano già avevano già deciso di devolvere questa somma proprio per questa iniziativa creata da Peppe Vella. Quindi stiamo consegnando l'assegno questa sera. Questo è quello virtuale, poi ti daremo quello Dopo originale. 2 anni, meglio tardi che mai, non siamo malapatura. Ma la cosa importante è e questo glielo facciamo dire a Giuseppe, che Infatti giorno lui 17 adesso ci spiegherà un po' qual è in realtà questo progetto. Intanto ho visto che hanno messo gli interessi dei 2 anni, quindi hanno arrotondato, grazie. Ringrazio i Calandra e Calandra, possiamo dire che siamo anche cugini, Ora possiamo- non ufficialmente, però ci lega oltre alla parentela ma un'amicizia, una passione per la musica, e la proposta che gli abbiamo fatto qualche anno fa di aiutarci anche in questo progetto
che si chiama appunto Rossa Sera, gestito da una cooperativa Rossa Sera e dall'Associazione Servizi e Promozione Umana. Fra qualche settimana inauguriamo una piccola parte del progetto, che è una comunità residenziale, una comunità alloggio per disabili e soggetti svantaggiati, dove saranno accolti anche in un'azienda agricola, quindi la possibilità di fare inserimento lavorativo e terapia occupazionale per disabili psichici o meno. Allora, noi siamo pronti per la prima proiezione. Siamo pronti per vedere una delle tante creature dei fratelli Calandra, che ha riscosso davvero un successo nazionale non indifferente, perché è stato premiato al Festival di Imperia. Hanno vinto il premio come migliore produzione, miglior videoclip. Miglior videoclip al Video Festival di Imperia, sì. Al premio Festival di Imperia, quindi la nostra Sicilia, Alcamo, è stata protagonista di un premio molto importante. Quindi io direi a questo punto passiamo soltanto di vedere, ecco, qua ce l'abbiamo qui sul palco, il premio che è stato consegnato ai fratelli Calandra. Ma lo faremo poi assieme a tutti gli amici. Sì, poi ci sarà qualche altro protagonista del video, quindi faremo anche una foto ricordo con il premio. Grazie, a dopo. Venite picciotti, venite che vai a contare la storia di un picciotto come mia, come piace, picciotto che ha salvato la nostra terra, la Sicilia, il primo eroe siciliano, la storia di Colapisci. Venite, venite! La gente lo chiamava Colapisci perché stava in mare come un pesce, ne venia non lo sapeva nessuno, forse era figlio dello dio Nettuno. Ogni giorno con l'orefici chiamari e con la di lumare corre bene, o con la lume regna scandagliari, sopra che veramente si sostiene. Colapisci corre e va, ma e torno maestà. Colapisci corre e va, ma e torno maestà. Così si è tammare Colapisci e sotto la luna subito sparisci, ma dopo un poco chi sta novità, allora niente Colapisci dà. Maestra, le terre vostre stanno sopra a lasci, e l'ho fatto assai cemento, non già si sta rompendo. Oh destino ma infelice, chi sventura mi predici, che anciurre come hai affari, solo tu mi puoi salvare. Sono passati tanti giorni, Colapisci non ritorna, e aspetta la marina, lo regnante la regina, poi si sente la sua voce di lumare in superficie. Maestà, maestà, sogno ca, dal fondo dello mare io non posso più tornare, voi priate alla Maronna, stai reggendo la colonna, che se no si spezzerà e la Sicilia svanirà.
anziché riemergere, sacrificò la sua vita, bambini, mettendosi lui al posto della colonna e detando a Sicilia, a Reggio Colapisci. Assolutamente un capolavoro, quindi giustamente premiato a livello nazionale come miglior videoclip. Quindi noi siamo qui, Giacomo, stasera proprio perché vogliamo condividere questo premio con chi Io chiamerei... è stato presente, ha partecipato e ci ha dato la possibilità di vincere grande anche alla interpretazione che hanno fatto sul video. Chiamerei intanto sul palco Massimo Spada, i fratelli Messina, che sono Baldo, i realizzatori dei nostri videoclip, il regista Ceco Lapisci. Io lo darei al protagonista, chi regge la colonna della Sicilia. Vi lasciamo in compagnia, così con l'amico vi racconterà Massimo tutto lui. Massimo Spada. Grazie. Grazie. Tanti anni fa andai a Cefalù a fare una serata e conobbi questi due ragazzi, me ne innamorai dal punto di vista musicale. Da allora è nata veramente un'amicizia importante tra me e i Calandra, che è un'amicizia fatta di stima, fatta di rispetto, fatta di stima professionale, perché a casa mia si sente il loro CD, Calandra e Calandra, lo mettiamo quasi sempre. Questa amicizia ci ha portato a fare delle cose insieme e io spero, mi auguro con tutto il cuore che questi ragazzi decollino finalmente verso un successo che è meritatissimo, meritatissimo perché sono belle le loro canzoni, sono bellissimi i loro arrangiamenti e ho avuto il piacere di vedere stasera sul palco anche chi ha contribuito a questi arrangiamenti, artisti veramente di grande levatura e di grande calibro. Quindi un applauso, io lo meriterei, lo darei a tutti voi. Per quanto mi riguarda, i Calandra mi hanno sempre portato fortuna. Ho finito di fare questo videoclip e sono stato confermato come capo della Narcotici per la serie di Montalbano. Ho finito Montalbano, sono venuto a fare il premio Thank You Sicily e ho girato la vera storia di Rosy Abate, che uscirà a settembre-ottobre per Tavo 2, che è la continuazione di quella Squadra antimafia che non si fa più, è uno spin-off sulla vera storia di Rosy Abate con Giulia Michelin. Ma non dimentico mai quelle che sono le mie origini. Io nasco artista grazie a una trasmissione di barzellette che si chiamava La Sai l'Ultima nel 1997, dove diventai campione italiano e quindi le barzellette, nasco con le barzellette. Le barzellette mi hanno portato tanta fortuna e quindi perché, dico, faccio una carrellata veloce di quella che può essere stata la mia carriera artistica. Mi trovai siciliano a Milano, vinci La Sai l'Ultima, quando tornai in Sicilia pare che aveva liberato la Sicilia da tutti i suoi problemi. Massimo troppo bravo, i futtisti a tutti, perché per noi siciliani un merito qual è? Fottere a qualcuno. Quindi il fatto che io abbia fottuto i milanesi mi aveva dato questa medaglia di notorietà, di simpatia. Io non ho fatto altro che cercare di vendere la genialità che abbiamo noi siciliani, un popolo che non ha niente e fa finta di avere tutto, perché noi non abbiamo niente, non c'è travaglio, non mentiamo, non ci sono soldi, stampiamo. Noi abbiamo inventato figure professionali che non esistevano, un posteggiatore abusivo, un mentammo noi, chi che si presenta con una divisa di generale non si sa di quale esercito, te da lì e ti dici, ma la stessa chiave che ci penso io.
sei fortunato se trova la macchina. Io una volta a Catania, per andare a fare una trasmissione di grande successo, posteggiai una trasmissione siciliana, posteggiai la macchina e si presentava questo posteggiatore abusivo che mi disse non è per mancanza di rispettiva perché io la conoscevo a lei. Lei è Massimo Spada, chi lo conta le barzellette, ma i picciriti hanno fame, qualche cosa a casa c'ha a portare. Sentendo che i bambini avevano fame, pigliai in euro e ci ho resi. Mentre gli davo l'euro mi sono accorto che questo aveva l'ultimo telefonino, l'iPhone 77, che ti fa magari un caffè, che costa 900 e passa euro. Ci si sente di quei piccirini gli hanno fame, ma tu non è che te la passa tanto male. Io mi davo, mi disse chi è picchiesso? Disse picchiesso. No, mi disse chi su mi pigliai che la rottamazione. Disse scusa, ma i telefonati li fai? Dico, ma le telefonate le fai? Dice sì, ma manco lei mi pare, signor Spada, mi ha sentito che aveva scuole auto lei. Che ci vuole a fare si chiamare? Io ho l'autore caricabile, chi da che se mi chiamano mi ricaricano. Dice, ma tutta sta gente hai che ti chiama? Annuncio sul mercatino, giornale degli affari, io è gratuito, lei ci può mettere chi tu vuole e io ci iscritti, affittasi, villa, centro di Taormina, 100 euro messi. Io sapete le telefonate che mi arrivano, no? Ma ricaricano per 3 anni. Questa è genialità che solo un siciliano può avere. A Milano ci vuole una laurea in economia e commercio con un master in strategie di marketing per mandare una cosa X. E proprio per questo singolare è la barzelletta del catanese che si apre una piccola putia, la chiamiamo putia, chi da si vendono generi alimentari, un po' di tutto, ma gli affari vanno male, quindi gli dicono perché tu non hai studiato la vendita è una scienza esatta, vai a Milano, fai un corso e da lì scoprirai, mischino sto catanese parte per Milano dove c'è uno che ha una big putia, un supermarket, e ci fa, vedi africano, tu non devi vendere niente, tu devi offrire un servizio. Quando dai un servizio, tu generi un desiderio e risolvi il problema del desiderio. Non hai venduto niente, chi acquista ti è grato e torna a comprare da te. O che dici, scusasse, ma può fare un esempio? Dice, certo, la prima signora che entra ci fa, dice, buongiorno, vorrei il pronto, sa quello per pulire i mobili? Certo signora, glielo do subito. E torna con il pronto e il vetril. La signora dice, ma io avevo chiesto solo il pronto. Sì, lo so signora, ma sa quanto è brutto vedere i mobili puliti che rispecchiano la polvere dei vetri? Ma lei ci ha mai pensato? Ma che bravo lei, non ci avevo proprio pensato, grazie, li prendo tutti e due. Vedi africano, è venuta per una cosa, io ho dato un servizio, ne ha comprate 2. Ma può fare un altro esempio? Ed entra un'altra signora, buongiorno, buongiorno, vorrei il vetril, certo, glielo prendo subito, vetril è pronto. E la signora, ma aveva chiesto solo il vetril. E lui lì la solita manfrina. Sì signora, ma sa che brutti i vetri che rispecchiano la polvere dei mobili? Che bravo lei, grazie, li prendo tutte e 2. Hai capito, Terone? Di esempi te ne ho fatti 2, adesso mettiti tu e dimostrami di aver imparato.
un catanese si ci mette, una signora ci fa buongiorno, buongiorno, vorrei una scatola d'assorbenti. Un catanese abbarruato. Ci pensavo 3 minuti e tornavo con assorbenti pronto e vigile. Ah signora ci si scusi, ma io le avevo chiesto solo gli assorbenti. E cosa c'è signora? Ma visto che sta settimana non può fare niente, ci vuole morare una bella puliziata a casa. E qui mi ricollego alla genialità che abbiamo noi siciliani. Ropron dove Gil, l'aggancio è immediato, ma dagli assorbenti o pronto dove Gil, collegarli ci vuole solo la testa di uno che ne sciucca. Ci sono dubbi. Ora mi dissero che ci sono magari i cinesi che se la cavano bene. C'è un cinese mischino laureato in medicina che viene in Italia, non lo voleva nessuno. E allora su cinesi ha fatto dei volantini, si è messo in proprio e nei volantini c'era scritto curo tutte le malattie a soli 20 euro. Se non riesco a curarti te ne do 100. Un avvocato legge questo volantino e dice ora ha chiesto futto io e se ne va ai cinesi per fottere ai cinesi. Cioè sì, io dici prego, guardi non sento più i sapori, le papille gustative zero. Penso io, signorina, scaffale numero 25, prenda fialetta numero 5. Ci buttava la fialetta, gliela messa in bocca, che lui si dice, ma è benzina, visto, gusto tornato, prego, 20 euro. L'avvocato non è che se la poteva chiantare sta cosa, che si arrovellava. Ora ci penso io, e ci va e ci fa, ho perso la vista, non vedo niente. Signorina, scaffale 25, fiala numero 5. Ci ha portato, ma chi stai a benzina? Visto, tornata la vista, 20 euro. L'avvocato non se la può tenere, torna e ci si, la volta scorsa ero vedente e non vedente, ora sono cieco completo. Io purtroppo per questo non posso fare niente, tenga, e ci mette una banconota nelle mani. Dice, ma chi mi vuoi fottere? Chi su 10 euro? Visto, tornata la vista. Quindi anche i cinesi si stanno dando da fare. Poi volevo ricollegarmi all'intervento fantastico che ha fatto Giovanni Cangialosi, amico che stimo da tanto tempo, perché tocca gli argomenti che noi cabarettisti tocchiamo. Insomma, c'è questa sete disperata di tecnologia, Facebook, i social network. Caruso, ormai non ne muoviamo da casa se non c'è un wifi, perché con wifi c'è WhatsApp e non consumi giga. A Catania ci fu uno che già si da un bar, manco italiano un barista, non l'ha degnato di uno sguardo. Ci disse, ma la password del wifi. Un barista italiano ci disse, connuto, almeno picchietillo un caffè. Connuto a me. È tutto unito, minuscolo. Perché ormai siamo schiavi
del wifi. Ma figlia mi ha regalato questo telefono, mi disse papà, è un androide. Chiami scantai. Ci disse ma che fa? Non credo che la notte viene e mi unghia faccia di bolone. Dico ma come si usa? Dice come si usa papà? È intuitivo. Ma intuitivo per cui? C'ha la tastiera touch sensitive screen che quando la tocchi si illumina. Io ci appaccattare questo portafoglio perché il telefono tengo nella sacchetta e quando cammino ho giocato touch sensitive e infatti chi do telefono si ha fatto usare giro di amici, ci telefona, si fanno l'auguri, si scaricano la musica di internet. Saccio solo che quando piglio io mi dice credito esaurito e io ci dissi cornuto con qua parlato, ma il telefono ha anche la funzione vocale, perciò se gli cercavo cornuto di Wikipedia e mi rispondi io, sei bello tu. Uno deve stare attentissimo. Lui parlava di essere magrissimo. Io mi portarono da un nutrizionista perché ormai dicessi ma dottore non potrebbe inserire dentro di me un verme solitario. Chi mi disse no, per lei ci vuole un petone. Ma dal nutrizionista ogni scalone che scennia, perché c'era una scalinata, chi mi tagliava e facevo togliamo la pasta, togliamo il pane, togliamo il vino, togliamo i dolci, togliamo gli zuccheri, togliamo pure la macchina, deve camminare a piedi. Quando arrivai ci disse il dottore togliamo il disturbo che è me. Che non è... Poi lei quando mangia, disse quando io fa? Sbagliato, lei a mangiare quando non aveva fame. Così mangia di meno. Ci siamo lo stesso discorso vale per la pipì. Cioè io a pisciare quando non mi viene. Che non si capisca più niente ormai è chiaro, come dice lui. Anche i ruoli uomo-donna si sono un po' invertiti. Noi uomini non abbiamo mai contato nulla, però almeno una volta ci davano l'illusione che eravamo noi a prendere le decisioni importanti. Ora non lo hanno magari chissà, non ne so di mascolone di una volta. Chi di cataliano i mogli ci facevano zittete e i mogli si sentivano terrorizzate e diventavano magari russi. Prova a dirci l'ora una femmina zitta. T'arriva una perata andò pancreas perché hanno fatto il corso di Taken Do e gli è pancreas. Ti stinicchi non ti retrici, non ti permettere più né tu né escimoni di tesoro. Che noi non valiamo niente lo dovremmo capire il giorno del matrimonio, quando ne sposiamo. Sono tutti a casa della sposa, tutti, magari da madre, tutti. La sposa mentre si veste, la sposa mentre si trucca, la sposa mentre scende in scale, tu sei solo come un cane con ta pace. Che restava a casa per fare tu ruppuro la cravatta. I da macchina buona tu che la motolapa. E quando andate nel nido, finalmente, il nido d'amore che vi hanno costruito i parenti, che a zia ti accattava un letto, a commare ti accattava l'armadio 4 stagioni, 4. Se resti 4 stagioni, a niente mascolo ne tocca una settimana, siamo fortunati. Idris montano l'outlet raggira. E a te una faccia che ti dice un certo che viaggi uomini siete fortunati, mistito per tutte le occasioni. E io ci disse pensa a che culo che avevo.
Basta che a una donna se la vuoi fare felice, se hai problemi, basta che ci dici amore, ci sono i saldi. Io gli hanno la macchina con la borsa che ti dici unne. Tu ce la porti un sui saldi, ma con i saldi hanno venduto tutto. L'unica cosa che è rimasta è un paio di stivali norvegesi che ti puoi mettere se te ne vai in Lapponia, numero 44. Ta moglie ha avuto 37. Si catta lo stesso. E tu ci dici, talera, o 37 o 38. Ci mette una soletta e risolviamo. Ma o 38 o 44. Te da lì e ti fa, ma non crescere l'ugna. Ma hanno il coraggio, dopo un anno, di aprirti l'armadio, pigliarti il stivale e dirti, talè, beneritti i sordi, sono nuovi. Certo, non l'ha messo mai. Noi siamo assolviamo a dei compiti importantissimi, uno tra i quali è quello che nelle serate d'inverno, quando c'è freddo, quando i si presentano, dici perché c'è il calo delle nascite? Come si presentano quando c'è freddo? Non hanno un pigiama, hanno uno scafandro in puro acrilico, che il vantaggio è che se leva la luce, siccome fanno i scintille, i virus fascia andare a testa e hanno i causetti a cipuda. Primo calzino, secondo calzino, calzettone di lana grassa. Come sta bene mai. Comunque s'infilano un letto candidia e cominciano ad adularti. Amore, come sei caldo, ma come fai? Beh, va bene, naturale. Amore, ma sei un termosifone? Beh, me li posso riscaldare i piedini? Cornuto amaro, cucirici sia la prima volta. T'infilano due calippo. Che fate a crioterapia, si arretirano tutte cose. Io l'ultima volta che per i mammieri dovevo andare a fare pipì, non mi trovava. Ah, per mettere due microonde! Però, l'amore è una cosa meravigliosa. E vorrei chiudere questo intervento con una bella poesia di Totò. Totò, principe della risata, Antonio De Curtis, scrisse una poesia brevissima che si intitola A consegna. A sera, quando il sole se ne trase e dà consegna alla luna, ci ricirinda orecchie. Oh, ma raccomando a tutti innamorati. Grazie. La simpatia, l'arte, il carisma di Massimo Spata. Grazie, grazie. Siamo addirittura di arrivo, la proiezione dei due video e abbiamo finito. Uno è quello nuovo. Scusa, tu hai la scaletta? No. No. Ah no? No, Quindi, però vi ricordo ancora qualcosa. Forse ricordi qualcosa. no, allora adesso parliamo e abbiamo il piacere di avere sul palco una persona che per i Fratelli Calandra è una persona molto importante e che li ha seguiti, poco fa Peppe mi raccontava che li ha seguiti un po' nel percorso un po' spirituale, nel percorso per avere proprio un aiuto al di là del materiale. Ovviamente è una persona che
e gli è stato tanto vicino, e quindi lo volevamo qui sul palco, Monsignor Liborio Palmeri. Che non se l'aspettava. Si era slacciato anche il collarino. Vabbè, padre, ci perdoni. È anche più bello così, più naturale. Ecco. Ok. Monsignor Liborio Palmeri, che è sempre stato presente in ogni nostra presentazione, si può dire. Questo non me l'aspettavo. Salve. Ma noi cerchiamo sempre cosa... i tuoi consigli, le tue benedizioni, quello che ci dai, ci consigli. Non so cosa dire, io amo la Sicilia, amo la nostra terra, penso la amiamo tutti e sono cresciuto con loro perché questo è stato anche un incontro di famiglia, pure io sono cugino. È il motivo per cui vederci. Praticamente si organizzano queste cose per fare... Solo per vederci con i parenti. Per fare rivedere la famiglia. Sono venuto volentieri appunto perché ho seguito tutto il loro percorso e sono contento di questa svolta comunque che c'è stata nella loro carriera artistica, cioè il fatto che loro scrivono delle nuove canzoni e usano anche delle tecniche moderne, usano delle strategie di comunicazione moderna, ecco il videoclip, quindi queste sono cose che rimarranno certamente nella rete, hanno visualizzazioni innumerevoli, quindi e continuano a crescere queste visualizzazioni e si crea un nuovo repertorio, si crea un nuovo modo di vedere la sicilianità nel mondo. Probabilmente queste cose non sempre si capiscono subito, lo sapete, bisogna aspettare. Allora il padre spirituale in un certo senso ha il compito di dire abbiate pazienza, perché quando c'è qualcosa di buono che si semina, prima o poi il frutto viene prodotto e sarà sicuramente bellissimo. Questo è l'augurio. Grazie. Grazie. Queste sono assolutamente parole molto importanti, perché spesso lei mi insegna che al nord, insomma nel resto d'Europa, ancora la gente è convinta che la Sicilia è quella degli anni 30, degli anni 40, invece l'evoluzione grazie al cielo è arrivata anche da noi, quindi siamo andati avanti anche noi, quindi oggi avere dei rappresentanti della nostra sicilianità nel mondo con questa veste penso che per noi sia un tornaconto non indifferente. Ecco, proprio questo messaggio che noi insieme ai nostri amici Calandra, che spesso parliamo di questa cosa, è una cosa davvero molto importante, perché purtroppo ancora c'è gente che ha paura di venire a Palermo, a venire in Sicilia, comunque perché ha paura che gli salta per aria la macchina, o piuttosto c'è ancora il tizio con la lupara messa a tracollo e cose del genere. Quindi invece no, la Sicilia è avanti, la Sicilia è cresciuta, la Sicilia non è più la Sicilia degli anni 30, grazie anche a delle persone straordinarie come loro. Grazie di avermi chiamato. Sorridere dei propri vizi e dei propri difetti è una cosa straordinaria. Ma guarda, io di difetti ne ho tanto e rido tutto il giorno. E i vostri video ci fanno ridere e sorridere dei nostri difetti, anche della sicilianità. In questo modo appunto quella visione della Sicilia, no, che di solito si ha, viene scardinata proprio dalle fondamenta, perché se noi siciliani ridiamo di noi stessi facciamo un servizio all'umanità, perché sdrammatizziamo anche i nostri difetti, quelli per cui a volte siamo temuti, no, fuori. E questo penso bisogna continuare a farlo. Grazie per esserci stato. Grazie mille. Questo è per te. Grazie. Buon viaggio, quindi quando ritorni hai modo di ascoltare i brani. Io vorrei lanciare un video che racchiude in 4 minuti un po' tutto quello che abbiamo realizzato e a seguire, appunto per la prima volta in anteprima, vedrete il nuovo video La Taranta di Lo Spicchio. Se la regia è pronta, eventi service, noi ci siamo. Ok, a dopo. Le baffetti, una giovoli quasetti, siciliano di Cusciano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza, siciliano di Cusciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, che buona lubricato e cominciare da capo. Canzoni d'amore, storie di terra, di mare, di soli. Scrivo e canto
corto, c'è chi nasce ricco e chi nasce scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. Se ti femmine un tarì, o tarì a poco, se ti femmine un barcoco è duci, se ti femmine una nuci, e la nuci è dura, se ti femmine una mula, e la mula è cacauci, se ti femmine una fauci, la fauci vive renti, se ti femmine un serpente è avvelenato, se ti femmine un granato, arriva lo saristano e la nebbia via mano. Senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppo e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppo e tappi, come tappi tappi, l'occhio sediato, fuzzonito, i brumi che si vede di filare dito, una cala testa, sento un canto di sirena. Oggi è domenica e mi ne vaio a mare. C'è. Oggi è domenica e non ti voglio pensare. Oggi è domenica e mi fermo la stradale. Morisca patente e libretto. Che dice? Patente e libretto. Che dice? Libretto e patente, che fa non ci sente? Che dice? Siamo a mare, siamo tutti sopra che veramente si sostiene. Con la pesce corre e va e torno maestà. Con la pesce corre e va e torno maestà. Terra di tormento, di lava e di formento, terra di vento, terra di la malinconia, terra di poesia. Tu sei la terra mia. Adesso è il momento di vedere. Però c'è una cosa, scusa, questo lo lascio fare a Giacomo perché lui è il maestro veramente. Deve ringraziare il balletto. Per cui, penso Sì, che sia il corpo di ballo, il corpo di ballo e lo devi, allora, c'è anche Marzia che ha collaborato, che poi Marzia Madì che ha creato tutti gli accessori moda, poi chiameremo anche sul palco, lo facciamo adesso così proiettiamo il video. Chiamiamola su. Allora, Marzia qui sul palco. E allora anche un CD e dei fiori per Marzia, che è una alcamese doc che sta portando in alto la moda, gli accessori moda nel mondo, e ha accettato con entusiasmo e quindi siamo orgogliosi di averla avuta qui con noi a collaborare. Ringraziamo anche Xanto, che è l'azienda che ha curato i costumi delle ballerine, quindi che purtroppo stasera non è qui perché Vogliamo vedere le ballerine? Ecco, io vorrei farle, alzatevi in piedi, Alzate tutto il corpo di ballo. Grazie. Ok, ci vediamo subito dopo. Direi di fare partire il video. Io direi che è il momento di il tanto atteso, il tanto travagliato, il tanto sudato videoclip. È il momento di vedere la Taranta dello specchio. Buona visione!
Trapo stipo e piglio spicchio, chiuio stipo e poso spicchio. Piglio spicchio e grapo stipo, poso spicchio e chiuio stipo. Usavo lo spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, l'aveva posato vicino alla bottiglia d'olio, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Ma di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Fare la moglie, a chiamare la rariglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, abbiamo dato puro tutta la famiglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. A di nocchione cugliano cottone, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca